Lo conoscevo di vista, purtroppo la nostra comunità in questo momento è rimasta attonita per la perdita di questo ragazzo, questo giovane ragazzo che appunto lo conosciamo un po' tutti perché siamo un piccolo paese, ci conosciamo un po' tutti e che lavorava anche proprio a Meolo, in una fabbrica lì vicino dove è successo il sinistro. Meolo in lutto. Vedad Osivcic aveva solo 32 anni. La sua vita si è drammaticamente interrotta domenica sera in un incidente stradale sulla Treviso Mare all'incrocio con la via che porta a Monastier, quasi accanto al luogo in cui lavorava, lo scattolificio Idelcart. Vedad era in sella a una moto, pare chiesta in prestito al fratello per farsi un giro al termine di una domenica all'aria aperta. Lo scontro con un camion all'incrocio si è rivelato fatale, vani i tentativi di rianimazione. Di origine bosniaca, era da tempo residente in paese. Ben integrato anche da diversi anni, famiglia presente, lavoratori, persone insomma normali, che anche la stessa proprietà della ditta dove lavorava il ragazzo conferma un bravissimo ragazzo, un bravo lavoratore. Ora è il momento del cordoglio, ma il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, non può non pensare a quell'autovelox sulla Treviso Mare che si è trovato costretto a spegnere di fronte ad un'incertezza legislativa e burocratica, racconta, che recentemente aveva portato il comune a perdere diversi ricorsi di automobilisti al giudice di pace. Certo, l'incidente è avvenuto a 4 chilometri da dove si trovava l'autovelox, ma l'efficacia della sua presenza era indiscutibile. Dal 2019. In quel punto esatto dove c'è l'autovelox sono morte 3 persone per incidenti stradali e da quando invece è stato installato l'apparecchiatura, oltre ai vari sinistri che sono accaduti, ma da quando c'è stata l'installazione dell'apparecchiatura nessun altro incidente, neanche un minimo tamponamento è più successo. Questi sono dati incontrovertibili.